pizza. Massimo! Grande Massimo! Allora ti voglio presentare Andrea Di Pre. Allora, Andrea Di Pre, lui c'è un programma televisivo su internet, un programma famoso. Lei è la moglie di E Massimo. vorrebbe avervi e vorrebbe poter stare un po' in video con voi. Entrate. Senti, ma come c'è la fronda, capito? Non ti posso fare, non ti posso fare. Aspettate ce ne pesa, no? Perché c'è uno questo un po' Sì, vai tranquillo. Vai. Stai facendo le foto per noi. Prego. Io penso che davvero oggi sia un giorno fortunato. Allora io direi, possiamo mettersi di nuovo là? Certo. Stessa scenografia, va bene? Sì. Possiamo fare un ripreparo di sociale? Perfetto. Grazie regia. No, lasciamolo. Questo è buono. Perché è divertente, poi lo può togliere dopo. Ah. Ma che meraviglia, che si possa vedere l'applicazione concreta. Ah, siamo detto, anche sogno che magari ci canto qualche canzone, però c'è la base, se non c'è la base non funziona moneta. Devi cantare una canzone. Ma se c'è una base, se c'è base musicale, sì, se la canzone che piace. La base la facciamo sentire Dopo. tramite immaginazione. Sì. Capito? Cioè tu ti immagini di sentire la base e Allora, arriva la... Io la mia ho descritto, mi scrivo in casa che sapeva che aveva bene qua. Ma vedere come fanno le cose. Qui c'è. Avacchiamo signor B. A me chiede, sei avacchiamo a lei. Però tentate di non sguardare troppo in là. Questa musica è una bomba, vai dicendo, questa sera facciamo tutti Questo è abbastanza in angolo e loro sono in lati, ci siamo. Sì, perché lei l'ha detto qua, lei e lui qui. Perché se io anche sforo, no? E si vede così, non si capisce cos'è. Se invece fa sforo di così si vede il pulsante. Così nell'angolo lei sta qui. Lo scambio Ma no, è lo stesso. Ma no, non lo voglio. Ah, ok, adesso. Venga, Massimo! Venga, conmigo, venga! Non ti ha! Venite pure. Solo quella! Tu ci attiri solo come poteva uscire! Prego. Come sai? Ma no, non sia, prego. Sta frutta, quindi per Aspetta, non si, aspetta. No, non sia, solo una cosa c'è da fare. Perché qua si vede delle sue ciglia. sì, ma allora lei Non sia, credimi, è una cosa seria. sta frutta, quindi Gentili telespettatori, ben trovati da Andrea Di Pre. È l'applicazione concreta del successo di Stranamore siciliano. Non potevano documentarlo perché A te che ti va a la televisione? non è buono. come ti chiami? No, non vediamo non si è. Com'è il nome esatto? Maria, giusto? No, sta frutta. Ma la coppia ha funzionato perché Maria qui è la moglie di Massimo. E come si sono conosciuti? Come dire al massimo dove? Ma andiamo male come, vabbè. Come vi siete conosciuti? No, ma no. Ti faccio davanti. Che fai da produttore? Ascolta, dai, un caffè, mettiamo con te. Allora, diciamo questo, io sono qui per far capire al pubblico del ripreparo di sociale la felicità della vostra coppia.
No, ma Siete lì, felici? basta. Si affonda se siamo bene. Siete felici? Certo che siamo felici. Come no? Che dici? Certo che siamo felici. Ma siete marito e moglie, no? No. Ma che dici? Ma come? Certo che lo siete, ci sono i documenti. Documenti, quali documenti? Me la dico usando. I documenti. Allora, che cosa vuoi dire al tuo sposo? Sì, no, no, no. Ah, no, rimani perché... No. Ma poi sei... Che cosa vuoi dire? Nunzia, cosa vuoi dire al tuo sposo? Sì. Dai, è un bel momento di felicità questo. Ma che vuoi a suonare il piano? Basta poi. Sto offrendo, signor Betto, se tu ci dici. No, io non è che ti offendo, ma però va per dirmi. Ma che c'è? Non la comanda sola, se siamo felici, chi sono noi? Bravo. Solo che siamo felici. Ascolta, ma Nunzia, se siete felici, per quale motivo occultare la vostra felicità? Sai, non ti devo proprio parlare tu. Allora, fa fuori. Sono felice di conoscere la mia moglie, sono contente. Mettiamo una sedia anche, grazie, perché siamo un Costanzo un depression, scusate, improvvisato. Allora, mettiamo una sedia qui anche per, come si chiama? Se mi chiede qualcosa, signor, mi chiede, signor. No, parla lui. Allora, io faccio Pubblicità. perché c'è la pubblicità? Che va vicino alla televisione. E come un deschetto, signor Betto. Un deschetto per non troppo fare. Niente, sono contento di conoscere la mia moglie, è una moglie stupenda e voglio stare per tutta la vita. Non mi voglio lasciare più con lei, solo questo. Perché, la verità. Allora, secondo il diritto della Sacra Rota, il rapporto, il matrimonio è erato e anche consumato? Consumato no. Sono felice per essere felice, consumato per giovane essere a prendere prima, purtroppo se sono maradato. No, ma di chi non ne parlavamo proprio. avete No, già chi si fatto muove a sesso? fare reti, Domani mattina. Va. domani mattina. No, penso di se siete marito e moglie, penso di sì, non c'è nulla di male. Ah, lo faccio, Giusto? sono cose delicate, sono cose personali che non si possono dire nella Certo, TV. non sapere. Certo, siete giovani, immagino che siamo- arriverà un figlio? Sì, a figlia. Arriverà. Come lo chiamerete? Io parlando con lei lo vorrei un figlio, ma purtroppo non è possibile. Quando dice Dio, Va bene, no, questo... lui decide, non è che decido io. Allora, io non sono passo ancora un attimo, scusate regia, perché questa, anche per me è un momento live molto importante, perché sapete, Fernando Siciliano è quel programma che ha permesso a loro di conoscersi e di sposarsi, questo. Poi è chiaro, mentre il nome, scusami ancora non mi ricordo mai, mentre Massimo ovviamente esterna facendo i suoi sentimenti, Nunzia è felicissima ma tende un po' a nascondersi, giusto Nunzia? Però adesso sinceramente è un po' così da che purezza. esatto, Nunzia, adesso siamo più calmi. Vuoi dire, anzi, È buono che sempre tutti però che finisce la televisione, ma più che Ah, con me, perché ho che c'entro? È un che c'entro. Adesso se ti dice aspetta con Giovanna. No, ci pare. Ci pare, ci siamo bello. A voce filmate. Tutto qua. Sentivo tutta Sicilia. A Sicilia. ma qui sembra di essere No. Non ce lo puoi, sapete perché non ce lo spiego. Ora perché è da tanto tempo che vengo qua a Strano Amore Siciliano e che giustamente dando il numero suo arrivavano delle telefonate. Un masco cercava la mia. Un masco cercava la femmina voleva conoscere la mia. E che diventai? Capito? E questo non si vuole riprendere, no per qualche cosa per stare nella siciliana. E che c'è questo problema. Ho capito. E fa, io non voglio crescere, il mio masco vuole crescere io, al contrario, capito? E allora tanto ci si può telefonare, ma non c'è se un basta che poi cucire quello, vai a fare denuncia e ce lo serve. E tra uno sembra che questa moglie che oggi ci dice la stessa cosa. È anche una zona di denunce questa, di denunce. No, io volevo fare denuncia alla polizia. Giusto? L'accetto. Da quanto sono sposati? Beh, da quanto siete sposati? No, quello un anno, 3 anni. 3 anni. Adesso, Nunzia, c'è una sorpresa per te, perché io per i nomi, ecco Massimo ti farà una nuova dichiarazione d'amore, il canto. Che cosa vuoi cantare per Nunzia? Cantare se ci fosse la base musicale, perché senza base musicale non può cantare. No, prova, perché sembrava lo stesso, immaginiamola, perché è un momento delicatissimo questo. Sentiamo. Dai, fai pure. E quale canzone te lo conosci? No, questa non la so. Una che sai bene per tua moglie. No.
Arriviamo niente. Lo faccio. Dai, fai. Se c'era la base era buono, lo faccio, prendo la base. Io da frega. Amonite, se cambiamo di ripigliamo. Ora andiamo. Amonite, Andiamo, quando chi se ne dice, no? Sì, mettiamo la canzone, ecco, vai pure al microfono. No? Va bene. se ci cammina, così, ma la mattina. Allora, lo confonde. Forza. Intanto... Non è che faccio tutta, non è un dottore. Allora. Ti amo, un sogno ti amo, in aria ti amo, è una rosa che perde. Che fu pazza che non è Una per giocare cristiane. ora dice uno per una giovane cristiana. Nunzia, non sei contenta? Non si contenta di No, a me non mi sento male. si sente male, capito? Avanti, il lavoro alla fine nessuno stesso. Nunzia, non sei felice di questo momento? Portiamo un caffè per Nunzia, che così si calma un po'. Avrei calmato, se Non è vi significata, che no, insomma, alla frittata. e hanno cercato, capito? È stata sempre Ma certo, ma era evidente, però Nunzia, è un bel momento questo. Sei felice di essere qui a Ripre Sociale? Sì, felice sogno. Ah, sono felice, ora sono felice, perché ti manda No, felice che candincia. Ah, io capisco felice con me. Paura monina, ma con noi. No. Com'è la vostra giornata tipo? Sì, Al mattino a che ora vi svegliate? sì, pure chi sta a dire. È stupendo. A monina, ma che sono sfacellata, Un monina. secondo, Nunzia. No, beh. Fermati, fallo per Ripre Sociale. Nunzia, fermati. A monina. No, regia, per piacere, no, fatela venire qui di nuovo. Ah, No, Nunzia, finiamo ancora un minuto, Nunzia. Un minuto. No, Un minuto. finita. Io finì ancora. No, un minuto, un minuto. Un minuto. Ma no. Un minuto. Ah, non freddo, se ne andiamo. Sedere, non ti sta guidando un caffè, tempo che salutare. E porta il caffè, cioè, No. e poi non può rinunciare al caffè del salotto di Pre, è un caffè con di Pre. Dai, Non mi si dia, no, ma scusami, ma non puoi mi rovini la trasmissione in diretta? Questo mi c'è Scusami, la trasmissione, che c'è fuori? No, il caffè del salotto per piacere, dai, fallo per la Repubblica Italiana, sentiamoci. No, messo che metto ci fa un scritto. Siamo in un salotto sibaritico. E se non vediamo ora, vedete lui. Sto fermo. Allora, senti pure Mattia, senti pure. Nasi, senti pure. Vabbè, Vieni, non vabbè, tu che mi dici? Ma ci vuole fino a bello, ci Ma devi. no, ci vuole un punto, ma no a fare queste cose. Nunzia, bevi il tuo caffè per piacere. Ci diciamo niente. Ora non è lei. A che va a fare la televisione mi ci arrabbio. Ah, vabbè, No, ma mi arrabbio. Nunzia, questo è un programma che vuole far vedere quanto c'è amore fra voi due. Solo che voglio sapere quando mi. Non faccio niente, Ti faccio domande a... Raffreddate sogno. Ha riflettato, capito? Non ne voglio. Allora non voglio. Allora, Nunzia, siediti pure ancora un attimo per piacere. No, non mi sente. Amonine. Dai, fai un saluto finale per il pubblico europeo. Salutate Dai, solo, salutatemi. Dai, un saluto a tutta strana No, siciliana. di strana cosa, no, io ti vado più in schetta. Faccio più di scheda. Amonine. Ah, signore. Allora, facciamo una cosa finale. Io so cosa, signora, da te. Allora, Nunzia, ascolta, ti vengo qua io, dai. Saluta il pubblico. Allora, No, poi non basta. sa nessuno. No, allora saluto io. Ancora un caro saluto a Saramolo Siciliano e a tutti e a Petto Libari qua presente vicino a me. Perché che ti sa vedere? Di Pre per il sociale. Allora, saluta. Di Pre per il sociale. No, Amonine. Mi fa pure che ci puoi girare. Ciao. Ciao a tutti gli astronomi siciliani. Questo è quello di te, però ti chiedo, siccome canti benissimo, mi canti anche una canzone, poi basta, poi ci passiamo. Da solo. Da solo? Hai cercato sulla canzone, vai per lì. Per chiudere, la sigla di chiusura. Forza, grazie. Prego. Allora, forse è sempre di notte ad ogni ora poi
entra in casa sicura, si siede ai piedi del letto che voleva andar via, poi si spoglia nuda. Parlami di te, bella signora, parlami di te che non ho paura, parlami di te, dei tuoi silenzi, parlami di te, dei tuoi tanti amanti, dei tanti amanti. Ma tu canti, ma tu hai una voce, canti benissimo. Nunzia, devi essere orgogliosa di avere un marito legata così bene. Un marito. E quando tuo marito, Nunzia, sarà un cantante famosissimo, Un cantante si tu vieni qui per l'ultima volta. non vai così, non era a Esci, vita tutti cantati, ci mancava solo lui. Va bene, grazie regia, grazie a tutti. a Massimo, grazie a Nunzia, Grazie. grazie a Stranamuri siciliano, perché davvero i latini dicevano ad impossibilia nemo tenetur, per l'impossibile sia tenuto, ma Stranamuri ha dimostrato che dare conto a questo locando Una persona. Fa urba.